Auto contro mano, ciclista falciato, tragedia in via dei Tigli. Mauro Matucci, 76 anni, stava pedalando verso Belluno quando una 500 lo ha investito. L'uomo è stato sbalzato a una decina di metri ed è morto all'istante, ancora da accertare le cause della sbandata fatale. Apriamo con questa edizione l'edizione di oggi è di Edicola Belluno, notizia purtroppo tragica che ci porta a Santa Giustina. Questo è l'articolo presente sia sul Gazzettino che troveremo anche sul Corriere delle Alpi. Un botto secco, la bici che vola lontano, il ciclista sbalzato a una decina di metri è morto così ieri poco prima delle 17 in via dei Tigli all'altezza dell'incrocio con via Cansei. Mauro Matucci, 76 anni, di Feltre, lo ha centrato in pieno una 500 guidata in direzione Feltre da un settantenne di Trento che avrebbe perso il controllo dell'auto invadendo la corsia opposta proprio nel punto in cui stava pedalando Matucci. Il colpo è stato violento, il ciclista è ricaduto a terra restando immobile. I soccorsi sono stati attivati immediatamente, la centrale del 118 ha inviato sul posto l'ambulanza e l'elicottero Falco 2, ma quando il personale medico è arrivato il cuore dell'uomo si era già fermato e non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate prima nell'urto contro l'auto, poi nella caduta a terra. Il corpo è stato coperto con un lenzuolo bianco mentre i rilievi venivano eseguiti dai carabinieri di Melle con quelli di Feltre. I militari hanno raccolto le testimonianze di alcune persone che avrebbero assistito all'incidente e la ricostruzione fornita dal guidatore dell'auto. Sembra confermata l'ipotesi dell'invasione di corsia provocata forse da una distrazione, da un guasto meccanico o da un malore. Il magistrato ha disposto ulteriori accertamenti e non è escluso che sul corpo della vittima venga disposta l'autopsia, mentre il guidatore è stato sottoposto a tutti gli accertamenti tossicologici e alcologici che in queste circostanze sono previsti d'ufficio. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale per regolare il traffico. L'incidente è avvenuto nel punto in cui sulla statale che in quel tratto prende il nome di via dei Tigli sono segnate le strisce pedonali, ma pare escluso che Mauro Matucci le stesse impegnando per passare da un lato all'altro della strada. Dopo il nulla osta alla rimozione concesso dal magistrato di turno, la salma è stata composta e portata in obitorio a San Martino di Belluno dall'impresa di onoranze funebri Donadele. Vediamo appunto in questo scatto, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, la vittima che purtroppo ha perso la vita ieri. Parliamo di Mauro Matucci, residente a Feltre, e in questo scatto il luogo dove è avvenuta la tragedia. Ci troviamo alle porte di Santa Giustina venendo dal capoluogo bellunese. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi dopo aver dato spazio a questa triste notizia che ha aperto comunque entrambe le edizioni. Altra notizia che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi è la seguente: l'UNESCO porta il caos, la replica di Zaia assurdo, diranno che anche i giochi sono un danno. La fondazione, parliamo della fondazione Dolomiti UNESCO, questo marchio è una tutela per il territorio, gli albergatori contro il riconoscimento dato alle Dolomiti è una calamita per l'overtourismo. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 2 a pagina 3. Belluno, canoni idrici, la provincia avanza 9 milioni, Enel fa ricorso, l'articolo di Alessia Forzina, pagina 16. Emergenza lingua blu, allerta epidemia, oggi vertice per circoscrivere i focolai in Alpago. Vertici sanitari oggi e domani per affrontare l'allarme lingua blu, il virus rischia di decimare le pecore dell'Alpago. E nelle cronache anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla tragedia avvenuta a Santa Giustina. Questo è il richiamo sulla prima pagina. Schianto sulla statale, muore ciclista di 76 anni, schianto mortale ieri sulla statale 50 tra il distributore di carburante e la pizzeria. Sul posto ambulanze, carabinieri e polizia. A perdere la vita un bellunese di 76 anni. L'articolo a pagina 22. A Auronzo, boscaiolo ferito da un albero in cantiere, infortunio sul lavoro ieri mattina nei boschi di Auronzo. Un boscaiolo si è procurato la frattura di un braccio nel tentativo di proteggersi da una pianta che gli stava cadendo addosso dopo il taglio. L'approfondimento a pagina 28. E la foto di copertina ci porta a Borgo Valbelluna, quindicenne travolta da un masso sul Piave. Jessica vuole sapere cosa è successo a Cesana Beach. La mamma: ditemi perché la mia Gaia non c'è più. E vediamo in questo scatto un'immagine di mamma Jessica con la sua Gaia morta sul Piave lo scorso 15 luglio.
L'approfondimento a firma di Gigi Sosso lo troveremo a pagina 24. E ancora autocandidature, è sold out, Lega assessore in lizza tranne Bottaccina, notizia che interessa in questo caso la regione Veneto prossima per le elezioni regionali. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno, dopo aver dato spazio alla notizia principale appunto riferita alla tragedia avvenuta a Santa Giustina, ed ecco come si apre la prima pagina del Gazzettino di Belluno appunto con questa notizia: ciclo amatore investito e ucciso, Mauro Mattucci, 76 anni, è stato travolto dall'auto contromano condotta da un settantenne di Trento e non ha avuto scampo. Continuiamo ancora con greggi ovine colpite dalla Blue Tongue. In Alpago c'è paura. Oggi un vertice tra sindaci e USL per affrontare la grave epidemia, richiamo trovato anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Foto di copertina completamente diversa a quella presente sul Gazzettino, che ci porta a Cortina, i particolari del progetto del bar che sarà ricostruito, il nuovo Bob fra passato e futuro, affidati da Semico con il placet della sovrintendenza i lavori di recupero, l'articolo di Di Bona, pagina 3. Richiamo anche per quanto riguarda il capoluogo, articolo a firma di Daniela De Donà che troveremo a pagina 5, il declino inarrestabile di Palazzo Minerva. Se fossimo in TV si potrebbe parlare di cold case, è un caso irrisolto, infatti con poche nuvole rosee all'orizzonte la vicenda del settecentesco Palazzo Minerva in Via Rialto, che fu sede della locale Accademia degli Anistamici, che promuoveva studi storici e scientifici, torna alla ribalta per una lettera inviata al Gazzettino con dito puntato contro il suo abbandono. Del resto, in questi giorni di flusso turistico in città non sono pochi i visitatori che si fermano davanti alla facciata solenne, perplessi nel vedere il livello di degrado. Vediamo in questo scatto appunto le finestre completamente rotte per un palazzo appunto che meriterebbe a giustizia. Ma addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 2, il colle non ci sta, il parcheggio a pagamento è un affronto. Neve Gallega durissima sull'incontro degli stalli blu, sull'introduzione degli stalli blu, è solo un modo per fare cassa senza dare niente in cambio. Ancora dal Nevegal, tra mostre e concerti, è l'estate del Nevegal, l'articolo di Federica Fant, e ancora dal capoluogo, volontari in azione, sfalciati i sentieri di Toronto e Val d'Arta, grazie appunto ai validi volontari del capoluogo bellunese. La notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Gazzettino di Belluno ci porta a Cortina, Bob Bar e cabina S, il passato torna in pista. Simico annuncia l'affidamento dei lavori per il recupero delle due strutture già presenti nel vecchio impianto, operazione concordata con la sovrintendenza. E adesso la notizia che ci porta a Belluno, nuovamente Palazzo Minerva preda del degrado, si sistemino almeno le finestre, accusa di 2 residenti, ma l'edificio del Settecento non è del comune, era stato offerto a provincia e a sindaco, però nessuno l'ha voluto. L'articolo a firma di Daniela De Donà. Yoga al Parco Falpieno, circa 50 tappetini a serata, partecipazione più alta di sempre, anche gente da fuori. Sport in provincia di Belluno, CONI Bellunese lanciato verso i giochi, presentata la squadra del delegato provinciale Soccal, tra conferme e novità nel quadriennio di Cortina 2026, tra gli obiettivi prioritari anche quello di aumentare il numero di centri di diffusione delle pratiche sportive. L'iniziativa Una pausa dolce in casa di riposo, tutti i martedì arriva il gelato, idea estesa ai cittadini per creare socialità. La notizia che ha aperto purtroppo con una tragedia l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, che abbiamo letto proprio come inizio di questa edizione di Edicola Belluno, e andiamo invece avanti con pagina 7, l'ultimo tratto della ciclabile, notizia che ci porta a Pedavena. Il comune è già al lavoro per definire il collegamento con la pista storica. Il nuovo tratto andrà dal Ponte della Birreria al cuore del paese. Notizia di spalle, Feltre, siamo a pagina 8, Villaga, 3 giorni di festa, trasporto, musica e cibo. La frazione si prepara a celebrare il patrono per tutto il weekend. Dal Feltrino all'Alpago, la Blue Tongue colpisce l'Alpago, effetti peggiori di quelli del lupo. Il sindaco di Chiesa, gli animali sono tenuti al chiuso per paura delle predazioni, i prati sono meno curati. Altri animali selvatici che si avvicinano al paese, in questo caso siamo a Soverzene, volpe in pizzeria cerca cibo, presa e spostata dalla polizia provinciale. Borgo Valbelluna, Lentiai, 55.000 euro per riqualificare il campo da tennis.
Siamo in Cadore, domegge, consigli senza trasparenza, la minoranza scrive al prefetto. Lino Paolo Fedon denuncia che le date delle sedute non vengono pubblicizzate, in questo modo i cittadini non possono partecipare e non vengono informati. Canale d'Agordo, scomparso 10 anni fa, la famiglia non ha pace. Luciano Bizzotto non tornò da una gita sul Comelle. Come ogni anno amici e parenti si sono dati appuntamento in Val di Gares per ricordarlo. Ancora dalla Gordino, Agordo, sportello abitare, la rete funziona, bilancio lusinghiero dopo il primo mese di attività. A Auronzo il tronco lo sta investendo, braccio rotto per proteggersi. Ustionato ad Agordo, in località Rifu, un 37enne di Belluno che impatta sui cavi elettrici con il parapendio non grave. Due notizie quindi che interessano la provincia di Belluno, la prima ad Auronzo, dove è intervenuto l'elicottero del SUM per supportare, appunto, lo avete sentito, questo giovane boscaiolo, e altro intervento dell'elicottero del SUEM ad Agordo per supportare un 37enne di Belluno che ha impattato con il suo parapendio sui cavi elettrici. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia dedicata al nostro territorio la troviamo a pagina 16 ed è la seguente: canoni idrici aumentati e nel fare ricorso la provincia avanza oltre 9 milioni di euro. I grandi concessionari impugnano anche le richieste di pagamento della quota fissa per il 2025 dopo quelle del 2023 e del 2024. L'articolo a firma di Alessia Forzin. Ancora da Belluno, il Natale 2025 piace ai commercianti. Belluno Viva chiede aiuto per i costi. Partecipata alla riunione di lunedì sera dove la società ha presentato il progetto con tutte le novità, molti si sono detti disposti a sostenerlo. Dal ponte è bene fare squadra, anche il consorzio ci sarà. Fatto di cronaca giudiziaria, morì alla cronoscalata, patteggia l'autista, il pilota e volontario Manuele Micheletto perse la vita schiacciato da un rimorchio durante le operazioni del dopogara. Sta meglio il ferito che era stato ricoverato in codice 3. L'articolo è a firma di Gigi Sosso. Case e prezzi nel bellunese, l'effetto giochi si fa sentire, notizia che troviamo a pagina 19 del Corriere delle Alpi. Nelle aree a vocazione turistica il metro quadrato vola, al top Cortina, San Vito, Auronzo, Livinallongo e Val di Zoldo. Valori immobiliari nel bellunese, troverete in questa pagina una tabella suddivisa per tutti i comuni della provincia di Belluno con il valore riferito al nuovo, al ristrutturato, all'abitabile e a quello da ristrutturare. Una ricerca del centro studi FIAIP illustra le tendenze del mercato. E continuiamo con le notizie presenti sul Corriere delle Alpi. L'escursionista inglese è bloccato sulla ferrata, il conto da 14.000 euro è un caso internazionale. La disavventura è finita sulle pagine del giornale The Guardian, ha detto di non aver visto i divieti, eppure c'erano i cartelli, come si può vedere da questo scatto. Il caso: c'è la gara di paracadutismo, Falco rischia di traslocare, la denuncia di Rufus Bristot, evento sportivo noto da mesi, bisognava programmare, non spostare il mezzo a Pieve, la decisione sarà presa oggi. Continuiamo con le notizie che in questo caso ci portano nel Feltrino e precisamente a Feltre. Allargare il Museo Rizzarda, il comune vuole Casa Cumano. Tutto indicato nel DUP nell'ambito del recupero della cittadella in centro storico. L'assessora è buona, l'edificio è del Carenzoni, bisogna trovare un accordo. E Feltre è in lutto, si è spento Dalle Mulle, ex assessore con Vaccari, è morto a 78 anni Giuseppe Dalle Mulle, l'ingegnere che con Gian Vittore Vaccari e il nucleo storico dell'allora Liga Veneta aveva contribuito a inaugurare nel 1993 il nuovo corso del governo locale sotto l'egida del Carroccio. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla tragedia avvenuta a Santa Giustina, altri scatti che rappresentano il luogo dove è avvenuto l'incidente mortale. Schianto sulla statale bici contro un'auto, un anziano ciclista muore sul colpo, è il 76enne Mauro Mattucci. Secondo la dinamica, un salto di corsia all'origine dell'incidente. Notizie dalla Mon, articolo a firma di Roberto Curto, pagina 23, opere ferme, ufficio ridotto, manutenzioni al collasso. Il consigliere di minoranza Malacarne va all'attacco dell'amministrazione, la giunta non ha posto rimedi, serve un servizio associato comprensionale.
comprensoriale, scusate. E sempre dalla Mon ai muretti a secco, la strada della Selva sarà solo sistemata. E continuiamo con Santa Giustina, il consiglio, destinazioni d'uso alla bisogna, il punto passa senza la minoranza. Continuiamo con le notizie che troviamo su questa edizione, su questo numero del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 24, Borgo Valbelluna. Ditemi soltanto perché Gaia non c'è più, tutto il dolore nelle parole della mamma, notizia che è stata riportata sulla prima pagina e come foto di copertina. La donna ringrazia la comunità per l'aiuto e la vicinanza ed esprime gratitudine per il compagno e il datore di lavoro. L'articolo a firma di Gigi Sosso. Mamma Jessica chiede la verità, né più né meno, provata da un dolore quasi fisico e tormentata da un unico terribile pensiero. Vorrebbe sapere perché da 3 settimane in qua manca una scodella a colazione e un augurio di buonanotte la sera. I figli più piccoli, Antonio e Laura, possono anche essere una grande consolazione, ma sono proprio loro i primi a sentire l'assenza di Gaia, la loro sorellona, oltre che la migliore amica. Quella del 15 luglio è una data più resistente di un tatuaggio nella loro mente, e Cesana Beach un luogo che non dimenticheranno mai. Jessica Sasso si è affidata un paio di giorni fa agli avvocati Eleonora Secco ed Enrico Re, che auspico innanzitutto che le indagini avviate dalla Procura della Repubblica facciano emergere la verità, la causa dei fatti accaduti e riescano a individuarne eventuali responsabilità. La mia è la voce di una madre che ha patito il dramma in assoluto più grande, ovvero sopravvivere a un figlio, al pari del dramma che stanno soffrendo i miei ragazzi che hanno perso la loro sorella maggiore. Siamo una famiglia peraltro già toccata anni fa dalla tragedia. Il marito è deceduto per un male incurabile e la famiglia ha inevitabilmente vissuto un periodo di strazio e difficoltà. Adesso nessuna volontà di accusare, semmai la legittima richiesta di verità e giustizia. Non c'è alcuna volontà di puntare il dito contro chi che sia, ma la ferma intenzione di capire come sia stato possibile che un tale dramma sia accaduto. La speranza è che il fatto di liberarsi di questa incertezza possa aiutare me, i miei figli e tutti i familiari a elaborare un così tragico lutto. E la testimonianza a firma di Gigi Sosso continua appunto in questa pagina del Corriere delle Alpi. Continuiamo invece con altri fatti presenti su questa edizione del quotidiano bellunese, pagina 26. A Gordino lo sportello abitare è già un successo, picco di richieste da fuori vallata, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Notizia invece che interessa la viabilità, oggi c'è il vertice sull'Alemagna, ma è molto difficile la riapertura di notte. Il sindaco Franco De Bon, sindaco del comune di San Vito, il meteo pare favorevole. Bortoluzzi, consigliere provinciale, speriamo di anticipare di qualche giorno, l'articolo di Francesco Dalmas. Cortina Semico avvia la procedura per affidare il recupero di cabina S e Bob Bar. L'obiettivo è duplice: valorizzare la memoria e renderlo di nuovo funzionale con spazi moderni e davvero sostenibili. La rubrica Giorno e Notte del Corriere delle Alpi. Borgo Valbelluna, comune della Mail Art, un progetto in divenire nato dal Summer Job. Da fine luglio hanno iniziato ad essere inviate ad artisti buste decorate, un'idea alla quale la SOMS di Lentiai vuole dare un seguito concreto. Vediamo in questo scatto Marco Bellotto con alcune buste decorate appunto del progetto Mail. Dalla rubrica Cultura e Spettacoli, da Picasso a Van Gogh, Goldin, viaggio a ritroso tra passione e dialettica. Oggi l'incontro all'Alexander Giraldi Hall di Cortina, sulla mostra Treviso in novembre. Le opere dal Toledo Museum of Art, vi andai 25 anni fa per gli Spaccapietre di Millet. E adesso passiamo allo sport bellunese. Prima di salutarci, notizia che interessa la pallavolo femminile. La Santa Giustinese ha firmato al Nova Gorica. I loro dirigenti avevano trascorsi con il Casalmaggiore, mio ex team. Dalla rossa la Slovenia è il sogno europeo, giocare una coppa, un'occasione unica. Vediamo appunto in questo scatto Francesca Dalla Rosa, intervistata da Nicola Pasuc, schiacciatrice classe 1998 di Santa Giustina, e in questo scatto vediamo Francesca Dalla Rosa in azione. Sempre dalla pallavolo, Belluno, De Salvador coordinerà il vivaio, Josh sarà anche il coach della Serie D. La società di Sandro Darolda ha presentato gli organici, gli altri allenatori sono Simone Donadelle e Stefano Bridda. Bristot resta il responsabile. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.